i vigili del fuoco stendevano teli di plastica contro la pioggia, che si era accanita anch'essa per rendere ancora più difficile la situazione. Come Artegna, anche Magnano ha perduto il suo bel castello, dimora di illustri artisti. Il castello di Prampero si è sbriciolato e della sua grazia rimane oggi soltanto un cumulo di pietre grigie. Montenars è rimasta isolata per giorni a causa delle frane che ostruivano la strada. I primi soccorritori si sono trovati di fronte a un paese quasi completamente distrutto e 32 morti da seppellire. Al posto di una ridente località di mezza montagna c'è ora un cumulo silenzioso di rovine deserte. Tra breve, quando tutte le case devastate saranno abbattute e rimosse, non rimarrà più quasi nulla. Gli abitanti di Montenars, come quelli di tutte le altre località disastrate o danneggiate, sono stati per mesi ricoverati precariamente in varie tendopoli. Delle centinaia allestite in tutta la zona terremotata, ne sono state riprese soltanto alcune, perché pur nella varietà delle collocazioni e delle soluzioni, sono tutte tristemente uguali nello squallore e nei disagi di una vita innaturale e durissima. Strada turistica della Maniaglia. Univa Montenars a Gemona, correndo alta sulla pianura, tra ville e giardini. Oggi è un seguito ininterrotto di macerie. Buia. Pesantemente colpita e tra i 29 comuni disastrati della provincia di Udine, ha pagato un alto tributo di vite umane. I morti sono 42, al terribile flagello che ha mutato per sempre il volto del Friuli. Avvolta nella soffocante polvere di cemento sollevata per giorni dalle demolizioni, subito dopo la prima tremenda scossa appariva fittiziamente animata dal continuo passaggio delle ambulanze e dei camion che trasportavano i detriti. Questo traffico convulso aveva congestionato per giorni le strade del Friuli. Le lunghe colonne di soccorsi militari e privati hanno percorso le zone terremotate in ogni direzione, portando aiuti di ogni genere, e che oggi è perfino difficile da quantificare, tanto generoso ed ininterrotto è stato il fiume di solidarietà che si era riversato nella regione. Anche questo non sarà mai dimenticato. L'acqua è mancata per settimane. I danni alla rete degli acquedotti sono stati ingenti, ma il rifornimento d'acqua ai paesi e dalle tendopoli è stato quasi costantemente assicurato, con uno sforzo organizzativo di notevole portata.
Miami. Dopo Gemona, il più alto numero di vittime, 130 morti. Era uno dei centri più moderni ed industrializzati di questa parte del Friuli e si era avviato ad un confortante benessere. Classificato comune disastrato, ha subito danni e devastazioni gravissimi, ulteriormente aumentate e da rivalutare dopo le nuove scosse. Anche molte delle case rimaste in piedi sono risultate così gravemente lesionate da renderne molto pericoloso l'accesso e difficile il recupero delle suppellettili rimaste. Sempre sotto controllo nelle tendopoli, fortunatamente, la situazione igienica, grazie alla capillare ed infaticabile presenza dell'esercito. A sua volta l'Enel ha risolto il drammatico problema di una rete elettrica distrutta per centinaia di chilometri, assicurandone il rapidissimo ripristino con una presenza altrettanto capillare ed infaticabile. Estremamente dolorosa per il Friuli, che lo aveva infinitamente caro, la distruzione del castello di Colloredo di Montalbano, altro luogo di prestigioso valore storico ed artistico, già dimora dello scrittore Ippolito Nievo. Il castello di Colloredo di Montalbano, per moltissimi, era il Friuli, e le sue rovine una visione oggi difficile da sopportare nella loro desolazione. Come un tempo vi si rifletteva il civile splendore di un'epoca, oggi vi si riflette la tragedia ed il dolore che ha colpito questa terra e questo popolo. Nelle tendopoli, in cui si erano rifugiati dopo il primo sisma i sinistrati, enti pubblici, enti locali, esercito, volontari, si sono prodigati per cercare di alleviare il grave disagio di una popolazione atterrita e disperata. Oltre 70.000 persone nei primi giorni e ben 40.000 fino al 15 settembre, quando per l'estrema violenza delle ultime scosse è cominciato il triste esodo verso la costa, hanno vissuto questa pesante esperienza comune.